Bentrovati sempre in diretta con A Voi la Linea. In primo piano le elezioni amministrative con il ballottaggio che ha portato all'elezione di 3 nuovi sindaci nella nostra regione, una riconferma a Gorizia con Ziberna e poi nuovi primi cittadini ad Azzano Decimo e Codroipu. Partiamo proprio da Azzano Decimo, il nuovo sindaco è Massimo Piccini. Oggi c'è stata la proclamazione in municipio con il passaggio di consegne con il primo cittadino uscente Marco Putto. Piccini, sostenuto da Fratelli d'Italia e Una Civica, ha superato Enrico Guin del centro-sinistra con oltre il 60% delle preferenze. Sentiamo allora i protagonisti di questo turno di elezioni amministrative. Piccini Massimo, sindaco del comune di Azzano Decimo. Massimo Piccini, nuovo sindaco di Azzano Decimo, oggi ha ricevuto anche la fascia da vecchio sindaco, insomma una vittoria abbastanza netta su Enrico Guin. Sì, una vittoria netta, comunque ringrazio Enrico Guin per essere stato un valido concorrente al ballottaggio, un ragazzo che comunque avrà un futuro politico sicuramente. Gli elettori hanno scelto la nostra compagine e ne siamo felici. Adesso iniziano i lavori, ecco, quali sono le prime mosse che si aspetta? Riorganizzazione degli uffici per quanto ci riguarda, potenziamento e riorganizzazione degli uffici e poi opere pubbliche e politiche sociali. Per quanto riguarda il fatto di non essersi apparentati con le altre liste di centrodestra che sostenevano Bortolus, insomma, poteva essere un rischio, avete scelto, insomma, gli elettori vi hanno dato fiducia su questo. Credo che ci abbiano premiato proprio per questo, per la nostra scelta di coerenza che abbiamo mantenuto fin dall'inizio e quindi credo che il valore aggiunto di questo secondo turno di ballottaggio sia stato proprio da parte degli elettori apprezzare la nostra coerenza e la nostra trasparenza fin qui tenuta. Si aspettava di ottenere una percentuale così alta, oltre il 60%? No, sinceramente no, però ci gratifica perché vuol dire che abbiamo lavorato bene sul territorio. Che comune trova? È un comune sano, l'avevamo lasciato nel 2012 come centrodestra con un bilancio appunto sano, che è quello che conta di più, abbiamo ricevuto adesso di nuovo un bilancio sano e sostenibile per poter operare al meglio sul territorio. Ecco, un risultato importante anche per Fratelli d'Italia che si conferma, voi insomma siete stati divisi in questo caso da Lega e Forza Italia e un rappresentante insomma di questo partito che va alla guida con una lista civica anche a sostegno. Sì, io sono rappresentante di una lista civica, ma devo ringraziare appunto la compagine di Fratelli d'Italia che mi ha sostenuto convintamente fin dall'inizio, tant'è che Fratelli d'Italia avrà il vice sindaco. Già, quindi chi sarà il vice sindaco e ci sono già anche dei nomi per la giunta? Non le dico i nomi ancora per la giunta allo stato attuale, però il vice sindaco sarà nella figura di Giacomo Spagnol di Fratelli d'Italia. Enrico Guin, il candidato del centro-sinistra per Azzano Decimo, non ce l'ha fatta al ballottaggio, si è imposto Massimo Piccini, insomma c'è delusione immagino, però insomma anche questa è la politica. Di sicuro non c'è felicità, mettiamola così. Quando si perde, come anche da sportivo perdere non è mai bello. Complimenti al nuovo sindaco Piccini e buon lavoro a lui e alla sua squadra, con l'auspicio che facciano il miglior lavoro possibile per tutto il territorio comunale. Da parte nostra andremo avanti con un nuovo progetto di centrosinistra che di fatto si è avviato con queste elezioni, facendo la migliore opposizione possibile, portando avanti le nostre idee, controllando nel miglior modo possibile il lavoro che farà la maggioranza nell'interesse di tutto il territorio comunale. Si aspettava una percentuale maggiore, cioè una sfida almeno più aperta, insomma la percentuale oltre il 60% con cui ha vinto Piccini, o di fatto le indicazioni del primo turno lo potevano far immaginare? Diciamo che 60-40 è un po' la percentuale storica che c'è ad Azzano, centrodestra e centrosinistra. La nostra speranza era che l'elettorato moderato che guardava magari al candidato Bortolus guardasse magari più a noi piuttosto che a Piccini, non è stato evidentemente così. Prendiamo atto, si tira una riga e si guarda avanti, perché guardare indietro ormai non vale più la pena. Marco Putto oggi ha consegnato la fascia dopo 10 anni da sindaco di Azzano Decimo a Massimo Piccini, insomma si cambia, lei aveva sostenuto il candidato Enrico Guin, ha vinto Piccini, però insomma ecco sarà il suo sostituto. Assolutamente, la democrazia ha dato il suo verdetto, Massimo Piccini è il nuovo sindaco di Azzano Decimo, gli ho fatto i migliori auguri di buon mandato nell'interesse del comune e dei cittadini.
Gli ho consegnato la fascia tricolore e le chiavi del municipio e quindi diciamo che inizia un nuovo corso, inizia, come giusto che sia, un nuovo pezzo di storia per il comune di Azzano Decimo. Gli ha consegnato la fascia, le chiavi, che comune gli lascia in eredità? Ma è un comune con i conti a posto, un comune con dei servizi che funzionano, sicuramente come sempre nella vita i margini per fare meglio ci sono e quindi ecco a lui il compito di cercare di migliorare ancora di più quella che è la condizione di vita complessiva del comune, però ecco tra opere pubbliche, tra urbanistica, tra bilancio e soprattutto tra qualità dei servizi, ecco riteniamo di lasciare un comune in ordine e in buone condizioni. Ed ora andiamo a Codroipo, dove sia i vincitori che i vinti puntano il dito contro la scarsa affluenza alle urne. Ci sarà da fare un esame di coscienza e agire di conseguenza. Questo è il commento del nuovo sindaco Guido Nardini, che al ballottaggio ha ottenuto il 59,61% delle preferenze. Guido Nardini è il nuovo sindaco di Codroipo, ha ottenuto nel ballottaggio il 59,61% delle preferenze. È sostenuto da una lista dal Polo Civico e dal Partito Democratico. Parliamo del risultato ottenuto. Intanto è un risultato eclatante, siamo andati oltre le aspettative in termini numerici. Ho la fortuna di avere una grande squadra che ha lavorato insieme a me e quindi io sono convinto che potremo in questi prossimi 5 anni costruire una Codroipo nuova, più dinamica, più pulita, con molta attenzione al nostro programma che si basa su dei punti salienti che sono la sanità, la scuola, l'associazionismo e il Medio Friuli. L'unico neo a parer mio è la percentuale di votanti. Infatti perché è stata bassa, no? 42%, un po' bassa, se l'aspettava? Allora, un calo rispetto alla prima votazione sicuramente sì. Il problema nasce che era bassa anche prima e quindi questo è un problema che dobbiamo affrontare tutti insieme, quindi non solo la maggioranza ma anche la minoranza, per riportare i cittadini al piacere anche di stare nella comunità e di lavorare per la comunità. È un lavoro lento, graduale, ma dobbiamo farlo perché queste percentuali non sono accettabili. Non è possibile che meno della metà della popolazione vada a votare per le amministrative, tra le altre cose. Un'analisi del dopo voto. Siamo con Gianluca Mauro, che era candidato sindaco al comune di Codroipo e che nel ballottaggio ha ottenuto il 40,39% delle preferenze. Hanno votato meno persone e quelle persone di meno che hanno votato hanno confermato quanto fatto al primo turno. Io penso che la sconfitta della politica in generale è il fatto che comunque vada solo il 42% delle persone a votare. Detto questo, che è un'analisi suppongo corretta, bisogna anche dire che ha scelto, ed è giusto rispettare quel 42% che ha avuto il coraggio, ha voluto e è andato a votare, ha scelto al 60% il Guido Nardini e il 40% Gianluca Mauro, quindi bisogna rispettare il volere della gente. Ecco, ma per quanto riguarda le elezioni appunto amministrative in un comune, quanto valgono i sostegni delle liste? Perché appunto a Codroipo si dice chiaramente dopo 2 mandati di Marchetti il comune passa al centro-sinistra. Il sostegno delle liste si è visto nei risultati del primo turno, può valere tanto, può valere poco, può valere la persona, può non valere la persona. Io so che questi magari sono ragionamenti surreali, ma io ripeto, queste elezioni sono il frutto sia di quello che si è seminato, sia di quello che la gente magari vuole e cerca di volere. Quindi io non ho nessun dubbio a dire che il centrodestra in questo caso ha perso, magari ha perso anche per colpa mia, non voglio dire il contrario. Bisogna prendere atto, bisogna rimboccarsi le maniche e vedere in futuro quali siano le cose migliori da fare per Codroipo. Noi in opposizione dovremmo essere costruttivi, dovremmo fare le cose solo per il bene della città. Un discorso è la politica, un discorso poi sono le persone. Chiave di lettura, centrodestra esce sconfitta. La chiave di lettura è presto per fare i commenti politici, ma ovviamente io li ho ben chiari in testa, come potete immaginare. Il primo dato che emerge è che la sconfitta più grande che il centrodestra subisce nella Seconda Repubblica.
E allora adesso andiamo a vedere la situazione a Gorizia. È stata festa fino a notte fonda per la riconferma di Rodolfo Ziberna, che ha ottenuto il 52% delle preferenze, un testa a testa con la sfidante Laura Fasiolo alla guida di un'alleanza di centro-sinistra che ha raggiunto poi Ziberna in piazza per congratularsi. Sentiamo i due protagonisti della sfida di Gorizia. Rodolfo Ziberna, sindaco di Gorizia, rieletto in questa ultima tornata di elezioni. Partiamo allora dalla soddisfazione di questo risultato che le permette di dare continuità al mandato appena concluso. Sì, ed è anche quello una delle ragioni per le quali avevo chiesto il voto ai cittadini, proprio per non vanificare l'intenso lavoro che abbiamo fatto nel corso di 5 anni, la semina importante che abbiamo fatto e che perciò ora darà i suoi frutti, stanno germogliando. Certo un rammarico per la scarsa affluenza alle urne, sebbene per quanto riguarda Gorizia sostanzialmente si sia attestata sul dato di 5 anni fa. E poi c'è un contesto nazionale e regionale che ci preoccupa, perché significa che in ambito nazionale, visto che io per principio non do mai la colpa ai clienti quando c'è un prodotto commerciale che non va, o agli elettori quando non votano una coalizione. Perciò in questo caso non sono i cittadini che per loro colpa si sono spostati o si sono allontanati dalle istituzioni, ma evidentemente i soggetti politici che governano ai diversi livelli del nostro Paese, perciò dal governo nazionale al governo locale e comunale, evidentemente non riescono ad intercettare e a soddisfare le legittime aspettative dei cittadini. Questa è una ragione che dovrebbe imporre tutti ad una profonda riflessione. Io condividerò delle proposte mie, una mia interpretazione, una chiave di lettura sia con chi mi rapporto più usualmente nelle istituzioni nazionali, ma anche in sede ANCI Friuli Venezia Giulia e in sede ANCI nazionale. Cosa vi aspettavate rispetto agli altri competitor? Direi che ex competitor Zotti ha dato indicazione di convergenza sul nostro gruppo, indicazioni di voto. L'altra lista civica guidata da Antonio Deveta, che ha dato pure questa indicazione, i voti sono senz'altro confluiti su di noi. Diciamo che l'elemento di criticità è stato il cosiddetto terzo polo moderato di centro, guidato da Martina, che ha lasciato libertà di voto. Ecco, su questo la nostra profonda delusione, perché secondo noi questo è stato il motivo determinante della non vittoria, e ciascuno si assuma le proprie responsabilità. In ultimo, quali sono i temi che andrete a sostenere maggiormente come opposizione? Il tema delle periferie, il tema dell'abbandono di queste delle periferie, il tema sarà anche quello del divieto di passaggio in città dei TIR, il tema assolutamente quello del lavoro, dei giovani, del decremento demografico, il tema degli anziani, i temi sociali. E adesso ci spostiamo a Monfalcone. È stato presentato questa mattina il programma per l'edizione 2022 di Monfalcone Estate. Si inizia il 1° luglio con la Notte Bianca. Grazie della linea, siamo con il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisinte e l'assessore alla cultura Fasan. È un programma piuttosto intenso per Monfalcone Estate. Cosa che ha colpito, avete coinvolto anche i rioni e quindi anche la periferia. Ma il programma è veramente molto completo e raggiunge dal punto di vista territoriale tutte le località che abbiamo, e quindi Marina Iulia, Marina Nova, tutti i rioni, perché non c'è periferia a Monfalcone, Monfalcone è Monfalcone. Quindi abbiamo organizzato assieme ai rioni, alle associazioni, a Viva Centro, all'Ascom, ai lettori in cantiere, una bellissima estate che partirà il 1° luglio, perché il 1° luglio ci sarà l'anteprima della Notte
Notte dei Saldi, e poi il 2 luglio negozi aperti e tante iniziative, tante attività, musica fino all'ora di apertura dei negozi e una grande, come dire, Monfalcone una grande attrattività da tutti i punti di vista. Abbiamo organizzato dei concerti, delle cover, Marina Giulia avrà un evento che per la prima volta si realizzerà d'estate, cioè Monfalcone Geografie Estate. Ormai Monfalcone Geografie è diventato un must per noi e ho voluto che questo potesse avere uno sviluppo anche estivo. Sono 4 giornate previste, più ci sarà un fuori programma che annunceremo molto interessante, probabilmente con Fausto Biloslavo direttamente dall'Ucraina, però le 4 giornate sono già organizzate. Cisinte, quello è il monumento e la rocca, avete pensato anche a quel monumento? Sì, noi già adesso facciamo degli spettacoli molto belli di musica principalmente sulla rocca, che sono il preludio poi della camminata, della bella camminata al percorso della Grande Guerra. Dietro, alle spalle della rocca, c'è anche il centro visite Pietrarossa con tutta una serie di attività ambientalistiche, anche sportive, devo dire, molto interessanti che già esistono attualmente. È bellissimo il programma perché oltre a quello che ho detto prevede la possibilità, abbiamo ripreso il MOCA e dopo magari il mio assessore lo racconterà, musica che è coordinato nel programma da un bravissimo monfalconese violinista, Simone De Usanio, e il MOCA darà la possibilità ai monfalconesi e non di vivere la musica di aperitivo sostanzialmente, se si può dire, e poi una serie di altre attività molto belle, molto importanti da fare, che verranno realizzate sia in centro che nei rioni con dei concerti bellissimi della banda del coro Grion, che a Marina Giulia, dove ci sarà anche Zippo, e una serie di concerti belli con delle cover. Bene, dalla terrazza del municipio di Monfalcone è veramente tutto, dal sindaco Cisinte, dall'assessore Fasan il saluto ai telespettatori di Telefriuli con la collaborazione tecnica del nostro Caramaschi, è tutto, a voi la linea. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo le ultime dall'Italia e dal mondo. Arrivederci.